Nella cornice della mostra cartografica della bonifica, presso l'Infopoint della bonifica di San Donà di Piave è stato presentato il progetto Lagunas e i primi risultati. Area test del progetto, finanziato con fondi PNRR e che vede coinvolta l'Università di Trieste e la Laguna Nord di Venezia. Ne hanno parlato Graziano Paolon, responsabile dell'area agraria e ambiente del Consorzio Bonifica Veneto Orientale, Fabio Masci, CEO di Tech e fondatore di The Edge Company, e Efrem Tassinato, presidente di Wigwam Clubs Italia. Sì, la nostra non è semplicemente una disponibilità di strutture locali, ma un'adesione anche ad un progetto fortemente lanciato sull'onda dell'innovazione tecnologica, soprattutto legata al monitoraggio ambientale di ambienti d'acqua e lagunari come quelli nei quali, si caratterizza l'operatività del consorzio. L'idrovore che abbiamo scelto, un po' d'accordo con gli operatori, sono l'idrovora di Jesolo, alle porte praticamente della città, e l'idrovora di Lanzoni invece affacciata alla laguna di Venezia lungo la provinciale fra Caposile e Portegrandi. Lagunas ha per obiettivo il monitoraggio automatico ed intelligente effettuato attraverso telecamere che restituisca una fotografia dello stato attuale dell'ecosistema lagunare e verificare le modificazioni ambientali. Lo scopo del monitoraggio automatico e intelligente è quello di fornire con tempestività elementi utili ai decisori per applicare misure correttive e pianificare azioni di medio-lungo termine sulla base di informazioni oggettive e sempre aggiornate. A noi interessa trovare aziende ed accompagnarle, aziende ed entità, quindi anche istituzioni, che siano orientate allo sviluppo sostenibile dei loro territori. Quindi metterli in contatto affinché i decisori delle politiche di sviluppo territoriale possano incontrare delle soluzioni tecnologiche, quindi delle aziende che di questo know-how sono proprietarie, per fare in modo che gli impatti sull'ambiente siano sempre minori, soprattutto in aree di grande sensibilità ambientale come appunto la Laguna Nord e che subiscono per necessità di cose un grande impatto, ad esempio se pensiamo all'impatto turistico. Infatti la Laguna Nord e il litorale sono una delle mete più importanti dal punto di vista turistico a livello europeo. Parallelamente ai dati raccolti dal sistema BCMS sono stati integrati anche dati open source reperibili da altri enti, come i dati forniti dal Centro Previsione Maree e i dati meteorologici. L'intento era capire come la meteorologia e le maree influiscono sulla popolazione avifaunistica ed in quale misura a seconda delle diverse specie individuate. Assolutamente, uno degli aspetti iniziali, oltre al monitoraggio, quindi aspetti puramente ambientali, era quello di predisporre uno studio di fattibilità per cercare di capire come desaturare l'area dalla incredibile mole di traffico che è di tutti i tipi, perché abbiamo traffico su gomma, traffico su ferro, c'è l'aeroporto. Quindi il progetto ha dato origine a uno studio di fattibilità per poter cominciare ad implementare quello che in gergo si chiama Advanced Air Mobility o Urban Air Mobility, ovvero il trasporto di cose e persone per desaturare, appunto, togliere del traffico dalle strade, togliere inquinamento, anche perché tutti questi droni saranno elettrici fondamentalmente. I risultati di questo studio di fattibilità sono abbastanza interessanti perché consentirebbero di sì ridurre l'impatto dell'attuale traffico, ma soprattutto creerebbero un'importante economia con vantaggio un po' sia per la regione, per le persone e per tutti gli utilizzatori di questi servizi. Il sistema è importante perché attraverso il monitoraggio sia in tempo reale consente di poter informare il drone della presenza di un eventuale ostacolo e quindi massimizzare quello che è il livello di sicurezza, e attraverso i dati storici, quindi capire quello che è successo, capire dove si concentrano gli uccelli, è possibile attuare quello che anche Eurocontrol definisce la gestione dinamica dello spazio aereo, per cui è possibile avere la pianificazione di diverse rotte e, in base a quelle che sono le previsioni e le informazioni che dà il sistema, continuare a fornire il servizio senza che questo determini un aumento della probabilità di un incidente. Il progetto di monitoraggio, che si protrarrà per un anno, alla fine fornirà ai decisori materiale accurato per elaborare dei piani di intervento innovativi per il territorio.